Incontriamo padre Luigi Lazzarato, originario di San Nazario, nella casa dei Padri Bianchi di Castelfranco Veneto. Ora vive qua dopo molti anni passati in missione in Africa, prima in Algeria e Tunisia, poi nel Congo. Ci mostra le foto dei 4 Padri Bianchi che l'8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, saranno beatificati ad Orano in Algeria, assieme ad altri 15 martiri religiosi cattolici vittime della violenza integralista. Abbiamo 50 padri che sono stati uccisi, ammazzati, tra i primi che hanno cercato di attraversare il deserto del Sahara per arrivare nell'Alto Volta a piedi, sono stati ammazzati dalle loro guide Tuareg. Già dall'inizio abbiamo avuto i nostri martiri. Tra loro i 4 martiri che saranno beatificati sabato. I padri bianchi sono questi: Cheviard, che quando io ero laggiù era l'economo generale, padre Deckers, belga con nazionalità algerina, questo Dieu Langar, e poi dopo il più giovane che era ingegnere e che è morto a 35 anni. Padre Luigi ne conosceva 3, era con loro in Algeria, è stato spostato poco prima della rappresaglia. Eravamo in tanti, avevamo tante parrocchie, poi ne è rimasta una, Tizi Ouzou. Normalmente io, avendo studiato la lingua, la parlavo anche, normalmente avrei dovuto andare lì, però vuol dire che non ero degno di essere proclamato beato assieme agli altri. Una congregazione, quella dei Padri Bianchi, fondata 150 anni fa dal cardinale Carlo Lavigerie. Sono i missionari d'Africa, 50 anni fa erano 3.600, oggi sono circa 1.500 padri presenti in buona parte del continente. Il 2018 è stato un anno dedicato proprio all'importante anniversario che culminerà l'8 dicembre con la beatificazione dei 4 martiri.